La sentenza d'appello conferma l'ergastolo per Cosimo Donato e Faustino Campilongo, accusati di concorso nella strage di Cassano. Carcere a vita per Graviano e Filippone, accusati di essere i mandanti degli attentati ai carabinieri agli inizi degli anni 90, la sentenza della Corte d'Assise di Reggio. 6 latitanti ritenuti appartenenti alle cosche di 'ndrangheta sono stati arrestati tra Argentina, Costa Rica e Albania dalla Criminal Pol. L'operazione si chiama Big Square, eseguita dai carabinieri di Cosenza, ha portato all'arresto di 12 pusher che agivano tra Cassano e Castrovillari. Il GUP del Tribunale di Catanzaro ha disposto 15 rinvii a giudizio per l'inchiesta Passepartout prosciolto il sindaco di Cosenza Occhiuto. Sempre più drammatica la situazione in cui versa la civica di Cosenza. Da 16 dipendenti sono rimasti in 3 e vantano 16 mensilità arretrate. Protesta degli studenti dell'Università della Calabria che chiedono di eliminare la terza rata dalla retta dell'Unical, la replica del rettore e nessun aiuto dalle istituzioni. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 nella giudiziaria. In primo piano la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, confermato l'ergastolo per Cosimo Donato e Faustino Campilongo, accusati di concorso nella strage di Cassano, dove ricorderete fu ucciso e dato alle fiamme il piccolo Cocò Campolongo, un bambino di 3 anni ucciso come un boss. Vediamo. Confermato l'ergastolo per Cosimo Donato e Faustino Campilongo, accusati di concorso nella strage di Cassano, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. I due, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, attirarono in una trappola Giuseppe Iannicelli, che era insieme alla giovane compagna marocchina e al nipotino di 3 anni, Cocò Campolongo. Morirono tutti e 3, anche il bambino fu ucciso e dato alle fiamme. I cadaveri bruciati delle 3 vittime, trovati nell'auto. Era il gennaio del 2014, una esecuzione spietata di cui parlò nell'Angelus anche Papa Francesco, ricordando Cocò. Il pontefice decise nel giugno dello stesso anno di compiere un viaggio in Calabria, a Cassano, sui luoghi del bimbo ucciso come un boss. Nell'incontro con i fedeli il Papa pronunciò parole forti di scomunica contro l''ndrangheta. A incastrare Donato e Campilongo le indagini coordinate dalla Procura di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ricostruiti nel processo d'appello tutti i passaggi della vicenda e il ruolo svolto dai due, per i quali oggi è stato confermato il carcere a vita. 'Ndrangheta stragista, è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, della Corte d'Assise, scusate, di Reggio Calabria nel pomeriggio, che ha condannato al carcere a vita Giuseppe Graviano e Rocco Santofilippone, accusati di essere i mandanti degli attentati in cui furono uccisi 2 carabinieri. Vediamo. La Corte d'Assise di Reggio Calabria ha condannato all'ergastolo Giuseppe Graviano e Rocco Santofilippone, accusati di essere i mandanti degli attentati ai carabinieri avvenuti nella città dello Stretto tra il 93 e il 94. In uno degli attentati morirono i brigadieri Fava e Garofalo, negli altri rimasero feriti 4 militari. Secondo l'accusa, gli attentati rappresentano la partecipazione della 'ndrangheta alla stagione degli attentati continentali contro lo Stato deciso dalla mafia siciliana. Entrambi sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Certamente una sentenza storica, è stato il commento del procuratore aggiunto e PM nel processo Giuseppe Lombardo, che ha coordinato l'inchiesta della squadra mobile della DIA di Reggio Calabria. Speriamo, aggiunto, che possa essere l'inizio di un percorso di costruzione che vada oltre quello che è stato fatto finora. Penso che questa terra e le vittime di mafia di questa terra meritano questo tipo di impegno e determinate risposte
risposte che non sono state facili. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo raccolto gli elementi disponibili, li abbiamo messi insieme e abbiamo portato all'attenzione della Corte una ricostruzione in cui abbiamo fortemente creduto. Oggi è arrivato un risultato importantissimo, siamo contenti di questo. Penso che sia arrivato, ha concluso il momento di raccontare fino in fondo qual è stato il ruolo della 'ndrangheta. Sono stati ritrovati 6 latitanti appartenenti alle cosche di 'ndrangheta arrestati tra Argentina, Costa Rica, Albania dalla Criminal Pol. Vediamo. È un lavoro incessante senza confini geografici, quello condotto dalla Procura di Reggio Calabria guidata dal procuratore capo Giovanni Bombardieri e dalle forze dell'ordine italiane. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e le forze di polizia di Argentina, Albania, Costa Rica hanno posto fine alla irreperibilità di 4 pericolosi latitanti. A Buenos Aires sono stati arrestati Ferdinando Saragò, originario di Rosarno, corriere uomo di fiducia della 'ndrangheta, faceva la spola tra la Calabria e il Sud America. Giovanni Di Pietro, classe 56 di Roma, è considerato il front office tra le cosche italiane e i fornitori sudamericani di cocaina. Arrestato anche Fabio Pompetti, nato in Argentina, 54 anni, è considerato l'uomo dei controlli. Grazie a lui venivano aggirati i sistemi antiriciclaggio ed elusi i controlli doganali. In Costa Rica è stato arrestato Franco Iagò d'Agapiti, classe 46 di Velletri, era punto di riferimento delle cosche. Un quinto arresto è avvenuto in Albania, è stato arrestato Seydinay Burian, era l'avamposto della 'ndrangheta nell'area balcanica, in modo particolare era il punto di riferimento della cosca Bellocco di Rosarno. L'operazione ha permesso dunque di avere ulteriore conferma della dimensione mondiale della mafia calabrese. I clan sono ovunque, direttamente o indirettamente. Un latitante di 44 anni ricercato dal novembre del 2014 è stato arrestato in Germania dalla polizia tedesca su indicazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Vediamo. Era ricercato dal novembre del 2014 per rapina a mano armata e sequestro di persona, ma dopo quasi 6 anni di ricerca e investigazioni per Santo Polisten a 44 anni è arrivato il momento della resa. L'ormai ex latitante era tranquillo in Germania. Grazie alla collaborazione tra la polizia tedesca e il servizio per la cooperazione internazionale dei carabinieri è stato localizzato e arrestato nella cittadina di Heilbronn-Bocchingen. L'attività di indagine è stata coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Messina, che ha spiccato mandato di arresto europeo. Santo Polisten è responsabile di una serie di crimini, compresa la rapina a mano armata e il sequestro di persona, commessi nel 2008. Era latitante dal 7 novembre 2014, quando i carabinieri di Delia Nuova, nel tentativo di notificargli un provvedimento di accompagnamento coattivo, non lo rintracciarono. Il suo stato di latitanza venne dichiarato nel 2016. Nel 2018 i carabinieri di Gioia Tauro diedero una significativa accelerazione all'attività di ricerca, prodromo del brillante risultato ottenuto in queste ore. Polisten dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di detenzione. Adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria tedesca. In Germania viveva normalmente, senza preoccuparsi ormai di essere ricercato in Italia. A Castrovillari adesso, perché sono stati arrestati 12 pusher che agivano proprio tra Cassano e la città del Pollino. L'operazione si chiama Big Square, è stata eseguita dai carabinieri di Cosenza. Vediamo. Disarticolata alle prime luci dell'alba tra Castrovillari e Cassano, una fitta rete di spacciatori che in modo sistematico e continuativo riusciva a soddisfare la diffusa domanda di cocaina, eroina, hashish e marijuana delle diverse piazze di spaccio. Tra i clienti abituali anche alcuni minorenni, oltre 100 i militari impegnati nell'operazione e nell'esecuzione di 12 misure cautelari. L'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza è stata denominata Big Square. L'operazione è durata 5 mesi. Da febbraio 2019 fino a luglio 2019. In questi 5 mesi i militari del nucleo operativo della compagnia di Castrovillari sono riusciti a monitorare 33 utenze telefoniche, a eseguire 71 riscontri per un totale di circa 1 chilo di sostanza stupefacente suddivisa tra cocaina, eroina, marijuana e magnite. Sempre durante la fase dell'attività investigativa
sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza ben 64 assuntori di modica quantità di sostanza stupefacente, oltre a 9 arresti in flagranza eseguiti dai militari dell'Arma. Le indagini sono partite dopo alcuni gravi fatti verificatisi a Castrovillari a partire dalla fine del mese di ottobre 2018. Non stiamo parlando di criminalità organizzata, ma stiamo parlando di criminalità comune, anche se inizialmente i nostri sospetti erano sulla criminalità organizzata, in quanto l'attività trae proprio origine da un incendio avvenuto a ottobre del 2018, successivamente dopo eravamo appena usciti dall'attività Nerone. E quindi su Castrovillari c'era un po' il sospetto che si potesse trattare di un'ulteriore estorsione o ricatto, eccetera. Invece siamo riusciti con un'attività investigativa a divenire a spaccio di sostanze stupefacenti. Noi abbiamo anche inglobato 3 donne, 2 delle quali erano rispettivamente le compagne di altrettanti soggetti arrestati questa notte. Ieri a Castrovillari vi abbiamo fatto vedere anche le immagini, è stato inaugurato il nuovo commissariato presieduto dello Stato, lo definisce ai nostri microfoni il questore di Cosenza, la dottoressa Giovanna Petrocca, che annuncia anche controlli intensificati con il progetto per l'estate. Vediamo. Da ieri nel Cosentino c'è un presidio di legalità in più, il commissariato di Castrovillari, struttura attesa a 20 anni, un'apertura la cui valenza è stata sottolineata dalla presenza di Franco Gabrielli. Il capo della polizia ha sempre avuto attenzione per questo territorio, come per tutti gli altri territori, è chiaro, però essendo appunto questo un contesto, è inutile nascondercelo, problematico dal punto di vista della criminalità organizzata in particolare, è chiaro che i nostri vertici, il capo della polizia per primo, hanno sempre maggiore attenzione per quello che succede. Un posto di polizia in un territorio difficile, dice il questore di Cosenza Giovanna Petrocca, è per il cittadino punto di riferimento dello Stato. L'apertura di un posto di polizia nuovo o rinnovato che sia in un territorio come quello della giurisdizione di Castrovillari rappresenta ancora una volta una vittoria dello Stato nei confronti della criminalità organizzata. L'estate 2020 per gli agenti sarà all'insegna del lavoro con il progetto Blu, già sperimentato con risultati importanti lo scorso anno. È il secondo anno che portiamo avanti questo progetto, il Blu nell'estate. È praticamente un impiego massiccio di tutte le forze a nostra disposizione per garantire un'estate sicura. Certo la situazione è cambiata rispetto allo scorso anno perché l'emergenza Covid ci ha costretto a rimodulare sia i piani di intervento sia l'organizzazione del progetto. Lo scorso anno ha avuto veramente dei risultati importanti, abbiamo fatto un bilancio anche in questa sede. Abbiamo avuto una riduzione dei furti negli appartamenti lo scorso anno del 50% rispetto all'anno precedente. È un numero di persone identificato enorme, quasi 25.000 persone, perché è un progetto che viene portato avanti in sinergia con tutti gli appartenenti agli uffici diversi delle forze di polizia, quindi stradale, reparto prevenzione crimine, volanti, che porta veramente a dei risultati che non dico insperati, ma sì, onestamente al di sopra di quanto di solito si prevede. Vogliamo rifarlo quest'anno, abbiamo rimodulato, come dicevo, per l'emergenza Covid la programmazione, quindi oltre ai soliti controlli di identificazione, oltre ai controlli antidroga per la rilevazione dei tassi alcolemici, abbiamo anche dovuto prevedere i controlli per gli assembramenti, per il rispetto delle regole Covid. E tutto quant'altro, insomma, poi ci porta a poter garantire quantomeno un'estate sicura sia a chi resta a Cosenza sia a chi si sposta nelle località turistiche, perché non si limita alla città di Cosenza. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto 15 rinvii a giudizio per l'inchiesta Passepartout, prosciolto il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Vediamo.
Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, Aldo Ferraro, ha disposto 15 rinvii a giudizio al termine dell'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta Passepartout e disposto inoltre il proscioglimento da tutte le accuse per il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Il 27 aprile prossimo comincerà il processo che vedrà sul banco degli imputati, tra gli altri, l'ex presidente della regione Mario Oliverio e l'ex consigliere regionale Nicola Damo, insieme a loro altre 13 persone che dovranno rispondere di turbata libertà degli incanti, corruzione aggravata, ma anche di traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio e frode nelle pubbliche forniture. Come si ricorderà, l'inchiesta mira a far luce su appalti pubblici nel Cosentino, i lavori per l'Università della Calabria e il nuovo ospedale di Cosenza. È stato siglato il protocollo di intesa che consegna al MIBAC il complesso Santa Chiara, l'accordo che consente che venga utilizzato dalla Biblioteca Civica e dal Museo del Fumetto a titolo gratuito. Resta però aperta la questione relativa ai debiti pregressi, una mole enorme. Intanto per i pochi dipendenti rimasti sono 16 gli stipendi arretrati. Vediamo. Mescolati tra il pubblico interessato alla conferenza stampa di presentazione del protocollo d'intesa che consegna il complesso di Santa Chiara di Cosenza al MIBACT, ci sono anche i dipendenti della Biblioteca Civica. Sono rimasti in 3, sopravvissuti, è proprio il caso di dirlo, alla lenta agonia della struttura che un tempo contava 16 dipendenti, 16 come gli stipendi che oggi avanzano i 3 rimasti. Il problema della biblioteca è grave e irrisolto, lo ammette il presidente della provincia Iacucci. Sia la provincia che la biblioteca era un onere troppo grave questo, insomma, se pensate che erano 7.000 euro al mese sia per 7 per la biblioteca e 7 per la provincia. Questa cosa ci aiuta tantissimo. Io ripeto, sulla biblioteca civica bisogna fare un ragionamento che è un ragionamento ma radicale, perché se no noi non ne usciamo. Io ho voluto precisare quali sono i debiti della biblioteca civica nei confronti dello Stato, che sono circa 800.000 euro. Ecco le difficoltà. Poi abbiamo la difficoltà che in questo momento ha anche il comune di Cosenza, che non riesce ad erogare le somme che ha messo in bilancio per la situazione che tutti conoscete del comune, e quindi dobbiamo capire che cosa fare, perché da sola la provincia non ce la può fare a sostenere il peso della gestione e del rilancio della biblioteca civica. Certo, con la firma del protocollo, perlomeno la massa debitoria non continuerà a crescere a dismisura, considerato che il MIBACT concederà l'utilizzo della biblioteca a titolo gratuito. Per il complesso, nella sua interezza, l'accordo è molto positivo. Noi oggi facciamo questo passaggio molto importante, quindi ci assumiamo come Ministero un'ulteriore responsabilità, che è quella di fare un investimento nella manutenzione, nella messa in sicurezza del complesso di Santa Chiara, e andremo a costruire insieme alla Biblioteca Civica, insieme al Comune di Cosenza, insieme alla provincia, insieme al Museo del Fumetto, un grande accordo di valorizzazione che possa dare una spinta importante all'attività culturale all'interno di questo complesso. All'Università della Calabria adesso, perché i ragazzi, gli studenti non vogliono pagare la terza rata di tasse universitarie, non abbiamo usufruito, dicono, dei servizi, non è giusto pagare. Al Rettore chiedono anche la restituzione dei fondi per vitto e alloggio relativi ai 3 mesi di lockdown, ma il Rettore La Torre ai nostri microfoni dice: sono vicino ai ragazzi, ma purtroppo non è possibile dare risposta alle loro richieste. Vediamo. Noi la tassa non la paghiamo! Noi questa mattina siamo qui per dire che noi la rata non la pagheremo, per dire che la tassa deve essere annullata, per dire che la tassa va rimborsata a chi già l'ha pagata, perché è una misura di civiltà questa. Gli studenti dell'Unical scandiscono uno slogan semplice: non vogliono pagare la terza rata delle tasse universitarie in scadenza il prossimo 31 luglio, un balzello che secondo loro ha perso fondamento, visto che per 3 mesi l'università non ha fornito servizi. Oltre alla rata che pesa sui bilanci familiari con quote fino a 700 euro, c'è la questione legata agli alloggi e alla mensa. Noi studenti siamo stati costretti per lunghi mesi a usufruire a nostre spese di quello che è un nostro diritto sacrosanto, il diritto allo studio, che in questo modo ci è stato negato perché i dati Istat lo confermano: 46% delle famiglie calabresi non hanno un computer, il 33% non ha un computer per ogni membro della famiglia. Durante questi mesi, inoltre, come sappiamo, gli studenti hanno dovuto abbandonare i loro alloggi, non hanno potuto usufruire dei servizi di mensa e, secondo un calcolo veloce, sono circa 1.000-1.200 euro che in questo momento alle famiglie calabresi servono come l'aria. Riteniamo dunque che sia più che corretto
da un punto di vista politico e umano rimborsare questi soldi e annullare l'ultima rata, che in questa fase diventa veramente qualcosa di impossibile per le famiglie. Altra problematica, quella dei tirocini. Gli studenti chiedono che sia gestita al meglio. I dipartimenti non hanno ancora sbloccato i tirocini, la maggior parte dei tirocini sono ancora in forma di didattica a distanza e sono pochissimi i posti per gli studenti in tirocini che siano realmente formativi e in presenza. Quindi noi chiediamo innanzitutto che vengano garantiti i tirocini a tutti gli studenti, che siano garantiti tirocini di qualità e formativi per gli studenti, perché altrimenti questo qua rischia di trasformarsi in dequalificazione dell'istruzione per noi studenti, perché significa che molti di noi, una volta laureati, non avranno quelle competenze che si acquisiscono tramite il tirocinio, e soprattutto chiediamo che non ci siano delle ritorsioni, tra virgolette, per quegli studenti che non hanno potuto fare i tirocini e che quindi sono costretti, essendo obbligatorio fare un tot di ore annuali, un tot di ore durante il percorso di studi per potersi laureare, sono costretti a dover rimandare la laurea e quindi ad andare fuori corso e a pagare più tasse. Piena contezza della difficoltà e sono molto vicino, l'università è molto vicina alle famiglie calabresi, ma le richieste sono assolutamente irricevibili, purtroppo assolutamente insostenibili, direi. Tra l'altro in Italia abbiamo un centinaio di università, no? Che io sappia non c'è nemmeno una che abbia annullato la terza rata, cancellato la terza rata come si chiede, nemmeno uno che abbia fatto questa trasformazione, monetizzazione dei servizi, quindi le richieste francamente mi sembrano al di là proprio delle possibilità di quello che un'accademia possa fare. L'Università della Calabria ha erogato il 100% delle borse di studio, i fondi ministeriali non bastavano, ha preso 3,2 milioni dal proprio bilancio per garantire le borse di studio a tutti gli studenti. Per la prima volta, essendo accaduto nel momento della pandemia, abbiamo dato il 100% dei premi di laurea, cosa che in 50 anni di vita non era mai accaduto. Anche questa una misura correlata al diritto allo studio. Sulla terza rata noi l'abbiamo rinviata al 31 luglio, siamo tra le università nel panorama italiano che l'ha rinviata più a lungo, quindi assolutamente non lascio dire che l'Università della Calabria sia stata insensibile, è stata particolarmente sensibile. È arrivato un decreto governativo, ma prevede misure anche molto significative e importanti, ma per lo sgravio delle tasse dell'anno prossimo. È stata innalzata la no tax area, la tassa di esenzione, fino a 20.000 euro, ma nulla è stato previsto per l'anno corrente. Ancora un caso di coronavirus nel territorio vibonese, si tratta di un uomo di Spadola rientrato nei giorni scorsi dalla Polonia. Il tampone ha rilevato una carica virale bassa e la persona è asintomatica. L'ASP di Vibo Valentia e il comune di Spadola si sono subito attivati per tracciare movimenti e contatti, mentre la persona in questione chiaramente si trova in quarantena. Il sindaco di Spadola, Cosimo Damiano Piromelli, ha voluto tranquillizzare i cittadini, invitando comunque a continuare a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza. Si tratta del primo caso di coronavirus che si registra a Spadola. Altri casi di contagio si erano verificati in precedenza per quanto riguarda il Vibonese, a Fabrizia, Serra San Bruno e Nardo di Pace. Ma facciamo il punto con il bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 112.736 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.246, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 111.490. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti. Cosenza 19 in isolamento domiciliare, 435 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 260 guariti, 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in isolamento domiciliare, 80 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 14.768.
Ci spostiamo ora alla Mezzia Terme, dove sono stati disposti dalla SACAL nuovi dispositivi di controllo per i viaggiatori nello scalo calabrese nell'estate caratterizzata dall'emergenza sanitaria. Vediamo. Normative rigide per scongiurare i contagi in questa fase delicata. Anche l'aeroporto di Lamezia si attrezza per effettuare i controlli sui passeggeri in partenza. I militari dell'esercito presidiano la zona per consentire l'accesso esclusivamente ai viaggiatori. C'è un'area di prefiltraggio dove si effettuano i primi test posta proprio all'ingresso dell'aerostazione. Qui ovviamente muniti di mascherina si controllano i biglietti aerei e poi si procede al controllo obbligatorio della temperatura e dei bagagli, sempre mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando le norme disposte dai decreti governativi. Le ultime vicende, il flusso di turisti in arrivo e partenza dallo scalo lametino hanno messo in allerta la SACAL, che ha disposto misure rigide per evitare che nel terminal, dove in questi mesi giungeranno vacanzieri da ogni parte, si creino assembramenti inutili con parenti e familiari che, come avviene sovente, accompagnano all'interno dell'aerostazione i propri cari. Controlli rigidi e necessari in questa fase di emergenza sanitaria per far sì che le misure di prevenzione vengano rispettate e per scongiurare eventuali contagi. Dunque la SACAL raccomanda, al fine di ottemperare al meglio alle misure di prevenzione, ai passeggeri di recarsi presso il terminal solo 2 ore prima dell'orario di decollo del proprio volo, avendo cura di portare con sé non solo il documento di viaggio ma anche un documento valido di identità e i dispositivi individuali di protezione. Alleggeriamo il tono con una bella iniziativa culturale a Villa Rendano. Siamo a Cosenza, vediamo. La pianista cosentina Ingrid Carbone, che vanta un curriculum di prestigio internazionale, ha presentato alcuni brani tratti dai suoi CD a Villa Rendano in una serata dedicata ad una conversazione concerto. Villa Rendano è la casa di un musicista, è la casa di Alfonso Rendano, quindi la musica non può mancare nella programmazione della villa e ovviamente delle sere d'estate. Questa sera si esibisce a Villa Rendano Ingrid Carbone, una musicista, un talento cosentino che in realtà è formata e si è esibita in tutto il mondo, di recente anche in Cina. È stata la vincitrice dei Global Music Awards nel 2020, è una produzione diversificata che questa sera si concentrerà essenzialmente su Liszt e Schubert, e la particolarità dell'evento è che è una conversazione concerto, cioè la pianista metterà le persone in condizione di comprendere l'artista, il musicista, il momento in cui è stato realizzato il componimento musicale, con una sua, presentazione della biografia e del contesto storico. Al concerto è stata anche abbinata una degustazione di vini. Questa sera, come nelle altre occasioni, anche durante gli aperitivi culturali, sono stati al nostro fianco i vini delle aziende, dei padri aziende agricole, che hanno inteso coniugare, appunto sposare questa nostra progettualità, e quindi noi li ringraziamo. E c'è il risultato della Serie B per quanto riguarda il Crotone, che vince a Livorno per 5-1, una partita di campionato di Serie B giocata all'Armando Picchi. Le nel 12° trovato del Livorno, poi al 31° Zanellato, 35° Zimi, poi Gerbo, Molina e ancora Simi. E adesso il nostro consueto appuntamento con la borsa. Seduta negativa per le borse europee e per Wall Street, complici le nuove tensioni tra USA e Cina. La Cina ha risposto alla chiusura del consolato di Houston da parte dell'amministrazione statunitense, annunciando l'intenzione di revocare la licenza al consolato generale americano a Chengdu. Inoltre, gli ultimi dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli USA hanno mostrato un aumento per la prima volta da marzo, alimentando i timori su una frenata nella ripresa della prima economia mondiale. In mattinata gli indici PMI preliminari di luglio hanno segnalato un miglioramento del quadro economico nell'Eurozona, mostrando un'espansione sia per il manifatturiero, 51,1 punti, sia per il terziario, 55,1 punti.
In Italia la fiducia dei consumatori a luglio ha riportato in lieve calo inaspettato a 100 punti, mentre il sentiment economico è salito a 76,7 punti dai precedenti 66,2. A Piazza Affari il FTSE termina in calo dell'1,9%, sottotono come il DAX di Francoforte a meno 2,0%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,5%, il FTSE 100 di Londra a meno 1,4%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,1%. Oltreoceano scambiano in ribasso il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 sempre a meno 0,5% e il Nasdaq a meno 0,7%. Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,163, mentre il cambio con lo yen scende a 105,8. Tra le materie prime scambiano in ribasso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,9% a $42,9 e il WTI a meno 0,8% a $40,7. Sull'obbligazionario infine lo spread BTP-Bund si attesta a 145 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,0%. Tornando a Piazza Affari, le vendite investono in particolar modo Nexi a meno 6,1%, Pirelli a meno 4,3% e Unipol a meno 4,2%. Grazie e buon proseguimento di serata! Chiudiamo con le previsioni del tempo. L'alta pressione tra venerdì e sabato subirà un parziale cedimento a causa dell'azione di una perturbazione atlantica che apporterà intensi fenomeni instabili ma solo sul nord Italia e in parte sul centro, mentre sulla Calabria il suo passaggio non si farà quasi avvertire se non per un lieve calo delle temperature che si registrerà nella giornata di domenica, temperature che comunque si limiteranno a rientrare semplicemente nelle medie del periodo. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazioni di nubi sui versanti orientali della Sila, sul Pollino e Alto Cosentino Ionico. Proprio su queste ultime zone nel tardo pomeriggio sera saranno possibili anche isolati piovaschi ma in rapido esaurimento. Temperature grossomodo stazionarie sempre oltre le medie. In serata l'ingresso di correnti meno calde da nord-ovest apporterà comunque un lieve calo termico. Passiamo a mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti da nord deboli o al più moderati sullo stretto di Messina. Sul Tirreno venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali. Sullo Ionio infine ventilazione di direzione variabile. In ogni caso durante le ore serali e notturne le brezze favoriranno venti da nord-ovest a tratti moderati sul basso Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda Francesco Camposani, vi auguriamo un buon proseguimento.